Luce accese per l'8ª corsa dal Savio. Sono in 12 al via con due debutti, quelli di Bloom delle Idee e di Brigata Jet. Lo schieramento: 1 Big Bang Tar, 2 Bobbio, 3 Bimbo di 1000, 4 Blackstone Luby, 5 Bloom delle Idee, 6 Brabus Rocket, seconda linea, 7 Belen Bye Bye, 8 Baila Coi Lady, 9 Badù di Gioiosa, 10 Barbera Jet, 11 Bocciolo del Sud, 12 Brigata Jet, con scuderia fra Barbera e Brigata Jet. Favori per Bobbio, 1,72, al rientro con Alessandro Borsadoro, numero 2 dello schieramento. Macchina che accelera. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Bloom degli Dei, che va a condurre in breve. Bloom degli Dei leader. Conquista in breve il comando, nei confronti ci sembra di Brabus Rocket, mentre è in errore Bobbio. Numero 2 viene squalificato Bobbio. Squalificato. Numero 4 anche Blackstone Luby squalificato. Viene squalificato, e così al comando Bloom degli Dei a guidare dopo 400 metri in 29,7. Rimane in seconda posizione Brabus Rocket, mentre il completamento dei 600 in 45,5 con un parziale in 15,8 permette la graduale risalita dei concorrenti che tentano dal retrovie di avanzare. In particolare sono Baila Coi Lady e Barbera Jet. Baila Coi Lady raggiunge ora Bloom degli Dei. 1 minuto e 4 decimi il passaggio agli 800, con Bloom che continua a guidare e Baila Coi Lady invece che ha qualche difficoltà e allarga. E a questo punto dalla seconda posizione scatta Brabus Rocket. Brabus Rocket scatta 8, e passa a condurre. Bloom degli Dei già in difficoltà, 500 dalla conclusione. Ambio. Lo scatto anche di Barbera Jet. Intanto 400 alla conclusione con Brabus Rocket in vantaggio, inseguito da Barbera Jet, mentre all'esterno avanza anche Belen Bye Bye. Completamento della curva finale, Big Bang Tar, squalifica anche di Big Bang Tar, retta d'arrivo con Brabus Rocket che deve essere sostenuto perché è un po' fermo, e a centro, all'interno lo scatto, ma soprattutto a centropista quello di Belen Bye Bye, che passa e vince nei confronti probabilmente di Barbera Jet e di Brabus Rocket nell'ordine, 1,16,7. Andiamo a rivedere le fasi finali con Brabus Rocket che cercano di difendersi, ma ormai hanno dato il massimo e è al largo di tutti. VP dell'Annunziata con Belen Bye Bye che passa per vincere su Barbera Jet, e lo stesso Brabus Rocket che può essere soltanto terzo. Successo quindi di Belen Bye Bye, VP dell'Annunziata per il training di Giovanna Maria Bortolanza. La quota al totalizzatore di 4,41. È tutto per questo convegno di corse dall'Ippodromo del Savio. L'appuntamento è per domani sera.